Buonasera, benvenuti e benvenuti a questo appuntamento di Entula. Oggi presentiamo La Tigna di Roberto Ponti, uscito per Castelvecchi. Ringrazio Roberto per aver accolto il nostro invito, la Fondazione Sioto che ci ospita e la libreria Miele Amaro che li con i libri di Roberto. Ringrazio naturalmente anche Massimiliano Ferroni che dialogherà con Roberto e voi per essere qua. Buonasera. Grazie. Due parole su Roberto, che è saggista, è scrittore ed è docente. Non so se l'ordine sia quello giusto, poi tu preferisci, però insomma, io lo dico così, va bene. E La Tigna è un libro che parla di scuola, che ha come lo sfondo, a tanti temi, diciamo che lo sfondo della narrazione è sicuramente la scuola. E come anche di scuola parlava il libro che io ho avuto il piacere di presentare in pandemia. Sì, forse durante il primo lockdown, una diretta online, perché insomma Francesca si era organizzata in quel modo. Si chiamava Insegnanti, il più e il meglio, edito da Alguaplan. In realtà poi da Castelvecchi tu eri già passato con un altro romanzo che si intitola Il Vangelo secondo il ragazzo. E poi in mezzo c'è questo libro che io a un certo punto citerò che mi interessa molto, che si chiama Anne di piombo, pene di latta. Quindi la porzione di mondo su cui Roberto volge il suo sguardo è quello della scuola ed è quello dei ragazzi, quello dei giovani in generale. È quella particina, quella molecola di mondo che a lui evidentemente interessa, su cui ritiene di avere qualcosa da dire. E a me viene un po' da docente. Viene da farti anche una prima domanda, ma così sopra per il ghiaccio poi andiamo avanti. Ma che cos'è che fa della scuola un terreno sempre fertile per le storie, secondo te? Cos'ha la scuola di particolare per cui si riesce sempre a ricavarci delle storie tutto sommato interessanti? In realtà io risponderò in modo disordinato. No, in realtà un po' contravvenendo quello che dici, perché per uno che scrive libri, un insegnante, soprattutto che scrive libri, scrivere un libro sulla scuola già è proprio l'errore esiziale. Cioè, una cosa che non dovresti fare è scrivere un libro sulla scuola, per evidenti motivi, perché c'è una pletora di gente che l'ha fatto, perché si cade nel luogo comune, perché c'è il morbo di Keating, una serie di controindicazioni. Tra l'altro il libro, quindi primo errore capitale, vizio capitale, poi è un libro che mette a tema questioni anche sensibili e che quindi possono creare ulteriori problemi. Però il motivo per cui io utilizzo la scuola, poi di fatto per parlare d'altro, perché la scuola è l'osservatorio, è semplice ma allo stesso tempo è molto particolare, perché la scuola è un luogo che per definizione, ma anche meramente dal punto di vista geologico, è un luogo dove si riscontra un eccesso di vita. La scuola è quel luogo dove tu entri, io insegno in una scuola superiore, tutti hanno sempre, per tutti i 20-30 anni di carriera del docente, dai 15 ai 19 anni. La pelle è liscia, le passioni sono forti, cioè c'è un'eterna giovinezza che alberga nella scuola. E diciamo che il lago della bilancia tra la vita e la morte propende nettamente dalla parte della vita, questo è un dato di fatto, no? Proprio una mera osservazione. Si capisce questo pensando a un altro luogo importante come un ospedale. Lì evidentemente chi lavora in ospedale, chi fa un tipo di mestiere che ha a che fare con la cura, sperimenta un'altra realtà. A scuola c'è questo eccesso, quindi in realtà la scuola dal punto di vista dell'osservazione della realtà è un luogo falsato, se ci pensiamo bene. Perché è vero che tutte le grandi passioni sono a tema, c'è parecchia vita, però c'è un eccesso di vita. E quindi questo però mette in condizioni particolari l'osservazione, cioè crea un punto di vista eterodosso, particolare, che io ho voluto utilizzare innanzitutto perché lo conosco, per mettere a tema questioni che mi interessavano, in particolare la questione del rapporto tra il bene e il male. E quindi di fatto non potevo che scegliere quel punto di vista, però sapendo che è un punto di vista viziato, è un punto di vista parziale, esatto, parziale, che però proprio perché parziale, come quando si lavora in un laboratorio, utilizza dei meccanismi di contrasto molto forti che secondo me sono funzionali ad alcuni temi. Il tema della vita e della morte, guardato dal punto di vista della scuola, è sicuramente messo a nudo. C'è l'ultima motivazione. I protagonisti del testo, anche questa sembra una frase retorica da vizio capitale,
Ecco, sono i ragazzi. I ragazzi però hanno una grande capacità di mettere sotto processo il mondo degli adulti. Da ogni punto di vista, dal punto di vista culturale, valoriale, esistenziale, perché oggi più che mai questo avviene. Anche la letteratura si mette sotto processo. Quindi mi è sembrato il luogo giusto. In realtà il libro parla d'altro. Parla d'altro, decisamente. Allora, io ti dico, prima di entrare un pochino più nel dettaglio della trama, io devo fare alcune considerazioni, perché me le sono preparate, non me le devo spendere, me le devo giocare. No? Allora, la considerazione ha a che fare con la letteratura, sì. Perché in questa porzione di monito di cui parlavamo prima, a un certo punto entra sempre, nei libri di Roberto, entra sempre la letteratura. La letteratura è trattata da Roberto, cioè sembra avere lo stesso spazio e la stessa densità dei personaggi, cioè tu la tratti proprio come un personaggio. La letteratura è uno spazio di dibattito, segna un confine, segna un approdo, segna un punto di inizio, un punto di partenza, è problematica, è risolutiva al tempo stesso. Comunque è un personaggio, è qualcuno che esiste nei libri di Roberto. Questo trovo che sia un aspetto sorprendente. L'impressione generale che si ha leggendo le opere di Roberto è che Roberto abbia la cifra di certi scrittori di una volta. Probabilmente di quegli scrittori di cui parli in quel libro che io ho detto che avrei citato e che è Anni di piombo, di latta. Cioè quegli scrittori che convinti che la letteratura possa ancora svelarci qualcosa che ignoriamo, che la letteratura possa ancora assolvere al compito di svelarci l'invisibile, di farcelo conoscere. E questa è una roba nuova, cioè una roba vecchia, ma una roba nuova oggi, secondo me. Io trovo che questa relazione che Roberto costruisce tra il mondo che mette in scena e la letteratura come, diciamo, elemento, la letteratura del canone, peraltro, quindi la letteratura d'altri tempi, sia uno degli aspetti più affascinanti della sua scrittura. La mia fascinazione da che cosa discende? Discende purtroppo dal fatto che leggo molti libri contemporanei e so che questa cosa qui non avviene quasi più, non avviene quasi mai. Eppure, nonostante questo, ritengo che il lavoro che fai tu rappresenti ancora forse una delle poche speranze di sopravvivenza che la letteratura possa ancora avere. Vi spiego meglio, cioè senza stare a scomodare la biofiction. In gran parte dei libri che leggiamo noi che cosa osserviamo? Osserviamo gli scrittori che mettono in scena se stessi. Cioè anche quando i personaggi protagonisti sono avvocati, medici, ingegneri, noi non vediamo mai gli scrittori fare gli avvocati, medici, ingegneri, ma vediamo gli avvocati, medici, ingegneri ragionare come gli scrittori, parlare come gli scrittori, pensare come gli scrittori, cioè è una mise-en-scène assolutamente falsata. Ecco, tutto questo nel libro di Roberto, nella figlia, ma anche negli altri, non lo troverete. Cioè troverete un'autenticità, una verità che nella letteratura contemporanea, nella narrativa contemporanea, francamente non si trova più. Perché? Perché c'è un problema di ego, evidentemente. Cioè noi che cosa tendiamo a fare? Che cosa tendono a fare oggi gli scrittori? Tendono a prendere la realtà e ordinarla e metterla in ordine. Lui questa cosa qua non la fa. Lui della realtà riconosce il caos, la parola caos secondo me è una parola che oggi tornerà spesso, e lo penetra, lo indaga, non cerca di metterlo in fila, non dà al caos la forma dei tre atti, la forma che viene più comoda dare agli scrittori. Lui questa cosa qua non lo fa, usa il caos per osservarlo, per indagarlo, si immerge completamente. La Tigna è proprio questo, cioè è proprio un esempio di questo lavoro che fai tu. È un libro sulla semplicità e l'inevitabilità del caos. Poi la Tigna, se vuoi dirlo tu che cos'è, lo dici tu, se no poi posso dirlo io più avanti. Ed è un caos che Roberto, ripeto, da questo caos Roberto si lascia catturare. Non lo violenta, non lo sistema, non lo mette in ordine, non gli dà una forma da libro. Se ne frega di questa roba. Di questa semplicità del caos che è la Tigna, magari dici qualcosa tu, perché secondo me hai le parole giuste sai anche dove fermarti rispetto poi a elementi di trama che magari a me potrebbero sfuggire e non priverebbero poi di interesse di dibattito e discussione.
da una precisazione terminologica che faccio sempre, perché la tigna è un termine che soprattutto nel centro Italia, non so se qui si usa nello stesso modo. No. Ad esempio nel centro Italia essere tignosi significa essere testardi. A Roma si dice, no? Quella è una persona tignosa. In realtà è una parte della pelle, sapete, no? Però il termine tignoso è uno coriaceo, uno testardo. La tigna è di alcuni personaggi, questo approccio comunque testardo ad andare a fondo, come è stato opportunamente detto, ma in realtà è anche un po' la caratteristica di questo affrontamento che parte dal linguaggio della letteratura, che è vero, ma la letteratura è uno dei tanti modi uno dei tanti metodi conoscitivi che noi abbiamo. C'è gente che conosce la realtà attraverso la matematica, attraverso il ragionamento, attraverso il lavoro, attraverso la quotidianità, attraverso l'amore, attraverso la politica, si conosce la realtà anche attraverso la letteratura. E per farvi capire un po' quello che intendo, racconto l'unico dato biografico che è presente nel libro, che in realtà è mascherato, però c'è, perché a un certo punto un personaggio va ad assistere a una conferenza, alla presentazione di un libro. E quello è un dato effettivamente avvenuto, che racconto sempre perché ci permette di capire anche che cosa intendo. E quando Walter Siti, che è uno dei miei scrittori di riferimento, presentò Bruciare tutto, se vi ricordate il testo, che sto molto scarpone perché qualcuno sostenne che Siti accampava addirittura un sospetto di pedofilia in Milano. C'era un'eretica un po' ambigua, c'è un dibattito molto serrato nei mesi estivi. E quel libro tra l'altro parla di un sacerdote, c'è un episodio, uno solo, di abuso, un episodio di pedofilia, e c'è il suicidio di un bambino, che in realtà è un tema che già Dostoevskij aveva raccontato. E alla presentazione c'era Goffredo Fofi, sì, a un certo punto fa questo ragionamento. Eravamo proprio nel piano della polemica e lui dice: io ho raccontato questa storia perché o la letteratura ha il coraggio di arrivare in quell'estrema soglia del male, e il suicidio del bambino ancora più del male dell'innocente è l'estrema soglia del male. Cosa possiamo immaginare di troppo? Ecco, quella, come dice Dante, è un oltraggio di male, cioè un qualcosa che va oltre il male. Cioè, o la letteratura arriva lì, o la letteratura non è, cioè non ha più senso di esistere. E io ascoltandolo gli ho dato ragione, è vero, la letteratura deve avere il coraggio di arrivare fino in fondo. Però poi sentivo molto forte un'altra voce, che è quella che poi è un po' il tema del libro, che io credo che oltre quel male ci sia un passo ulteriore che è ancora più scandaloso, ossia che è quello di concepire la possibilità del bene nonostante quel male. E bisogna arrivare fino a quel male per poter concepire il passo ulteriore. E quindi il testo diventa un libro a tema che indaga quella questione. Se quel lago della bilancia che vi dicevo prima pende di più dalla parte del vivere, della vita o del morire, perché la morte non la conosce nessuno, no? Noi conosciamo tutti il morire. La stanchezza che abbiamo noi oggi addosso, le preoccupazioni, qualche acciacco fisico che abbiamo, quello già fa parte del morire. La morte non la conosciamo, la vita la conosciamo invece, no? La conosciamo quando ci incontriamo, ora che siamo qui, quando facciamo l'amore, quando parliamo. Ecco, capire da che parte pende di più l'ago, ecco, e che è fare un ragionamento poi sul bene e sul male. E la letteratura si è sempre indagata su questo tema. Cioè, la letteratura, perlomeno che ha parlato, in qualche modo ha sempre cercato un affrontamento con questo tema. È quello che ha fatto Siti, è quello che fa Leopardi, è quello che fa Verga, ne parlavamo prima a scuola, è quello che fanno i grandi scrittori. E certo, esercitare questo dubbio, mettere a terra questa questione è possibile nel misura in cui effettivamente si esce da se stessi. Non c'è possibilità per le grandi domande di essere percorso attraverso la chiave dell'ego, del narcisismo. No? Indagare su se stessi a volte può diventare una gabbia. Provare a uscire da se stessi, c'è un grande critico, no? Lo conoscete forse, Mikhail Bakhtin, dice che la letteratura diventa tale quando è capace di extralocalità. Che significa questo? Significa veramente uscire dal proprio ego per fare abitare. Allora sì, il romanzo diventa polifonico, eccetera, eccetera. E proprio per esplicitare questa cosa, il personaggio si chiama Renato Contro. Io mi chiamo Roberto Contu, e proprio però io mi chiamo Roberto Contu esatto, proprio per giocare a carte scoperte, proprio per dire che in realtà quel personaggio non sono io, infatti poi nel libro, per chi lo leggerà, si capisce, non so io, uno dei personaggi si chiama così. E poi Renato Contu, il nome che se ci fermiamo un attimo, esatto, ci fermiamo un attimo a dare il nome e cognome. E allora veniamo a Contro, allora, quindi
Beh, benissimo. Allora, Contro è un personaggio chiave di questo romanzo perché insomma è il professore, non dico che tutta la vicenda la tocca a lui, però insomma lui ne agisce gran parte delle vicende che vengono raccontate. Non è simpatico, è un professore che scompiglia, che è molto colto, molto preparato, ma estremamente disordinato. È uno che veramente genera caos, tanto che Benedetta, una delle protagoniste del romanzo, una sua studentessa, dice che nelle lezioni non si capisce niente, cioè uno che fa casino, a un certo punto sta spiegando Cavalcanti, parte una domanda e lui a un certo punto comincia a leggere Nievo, legge un passo delle confessioni in italiano. È un difficile da seguire. A modo suo, quindi dice, è proprio un esempio di quel caos, incarna quel caos di cui parlavamo prima. Le lezioni di Contro sono caotiche, così come caotica la chimica, così come caotica la vita che racconta Roberto Contro però è un professore che a mio avviso in qualche modo prova a ricalcare quel modello di insegnante seduttore di cui tanto si è battuto, soprattutto dopo la pubblicazione di una lezione di Recalcati, che aveva in mente questo maestro che infiamma, che crea, genera mondi, che scompiglia le carte, che diciamo mette un po' in scena se stesso sempre quando in classe. Adesso io riconosco Recalcati naturalmente il genio di aver messo in scena una figura di docente che esiste, che talvolta è vincente, che talvolta funziona. Devo dire, la mia non sono proprio esattamente d'accordo, se non altro perché quando diciamo la seduzione che cos'ha come aspetto non secondario della faccenda, che di fatto se io metto in scena un insegnante non metto in scena l'insegnamento, allora delle due l'una, quindi l'insegnamento a mio avviso deve venire prima dell'insegnante, quindi di conseguenza un insegnante che mette in scena se stesso, che ha come fine ultimo quello di sedurre, a mio avviso poco tempo avrà per preoccuparsi ad esempio degli stili di apprendimento. Quindi non sono d'accordissimo. Quando tu hai pensato, anzi scusami, fatto un'altra parentesi, è lo stesso discorso degli scrittori, cioè così come gli scrittori che mettono in scena se stessi, alla fine cadono in quella deriva narcisistica che avvelena il valore del caos, allo stesso modo gli insegnanti che mettono in scena se stessi poi hanno come fine ultimo quello di attirare l'attenzione su di sé ma non sviluppare competenze di dettaglio. Adesso ti chiederei a te che tipo di insegnante avevi in mente quando hai pensato a Renato Contro e come ti poni rispetto al... Poi continuiamo su Contro perché c'è un aspetto che mi interessa molto. Come ti poni rispetto a questo tema della seduzione? Cioè, lui è uno che evidentemente usa in modo molto maldestro la seduzione, vorrebbe sedurre ma non ci riesce più in fondo. Come ti poni tu? E soprattutto chi avevi in mente quando hai pensato a Renato Contro? Noi prima 2 ore a scuola abbiamo parlato di come invece io nella pratica sia insegnante molto strutturato e ordinato, quindi è evidentemente diverso da me. Però c'è una cosa che accomuna lui, che il terreno di incontro, il fatto educativo passa attraverso quello che si fa, cioè attraverso la letteratura. E Contro in modo disordinato però sceglie quello che ho scelto sempre anch'io, che il rapporto si costruisce sul terreno dove si gioca, che non è il terreno della seduzione, ma è il terreno del linguaggio che ci accomuna. E quindi il rapporto tra i ragazzi nasce e si veicola attraverso le pagine che vengono lette in classe, che è quello che capita anche a me. Cioè, il rapporto in classe, io molto banalmente chiamo i miei studenti per cognome, ad esempio, e non è che ci abbia pali rapporti con i miei studenti con le ore di lezione. Però facendo l'insegnante da oltre 20 anni so che la mia relazione con gli studenti è molto forte, ma perché è veicolato attraverso l'ora di lezione e quello che facciamo a lezione, l'insegnamento come dicevi tu. Ecco, da questo punto di vista credo che sì, lì ci sia una comunanza col personaggio. Una cosa che fa Contro in modo
ancora più forte di quello che faccio io è che lui a un certo punto rischia di utilizzare la letteratura proprio come chiave conoscitiva tout, e quindi diventa l'alfabeto anche morale con il quale contro effettivamente si relaziona con i ragazzi. E in realtà è vero, la letteratura funziona anche così, ci sono dei testi, ci sono delle pagine che sono laboratori morali, sono laboratori morali dal punto di vista estetico, la letteratura sembra una frase fatta banalmente, però si fa fare l'esperienza della bellezza in poche righe, ma sono anche testi che provocano. Poi lo diremo, ci arriveremo, nel testo c'è una questione molto delicata, la decisione di abortire, che è un'altra decisione che però entra in quel dibattito che vi dicevo prima, in quella tensione che dicevo prima tra bene e male, vivere e morire. E la letteratura ha gli strumenti, ha l'alfabeto per entrare anche lì dentro, per affrontare quel tipo di complessità, per fare quel viaggio verso il fondo che dice Siti e che per me ha un passo in più. E quindi in realtà Contro poi diventa un mediatore ermeneutico, per utilizzare una parolaccia, cioè diventa un mediatore che dà gli strumenti conoscitivi, interpretativi anche a dei quindicenni. E quindi quando deve rispondere utilizza Nievo, utilizza Cavalcanti, utilizza Pasolini, Nepali, eccetera, eccetera. Sì, allora quando quindi la studentessa, una studentessa di Contro resta incinta, è la prima idea di abortire, molto giovane. Noi seguiamo questo rapporto libero raccontato per capitoli, quindi più o meno ogni capitolo diciamo, è dominato da uno dei personaggi o da una coppia di personaggi, quindi tutto molto ben organizzato. Seguiamo le vicende di Benedetta e del suo fidanzato Francesco, poi a questo punto vediamo Benedetta in classe, una giornata appena scoperto di essere incinta, naturalmente è terrorizzata da questa situazione, e a un certo punto interrompe la lezione del professor Contro per chiedere a lui che cosa pensi dell'aborto. Contro dà una risposta molto bella, secondo me, perché le dice che non le regalerà la sua opinione, perché la sua opinione lui si è costruita nell'arco di una vita, sperimentando, conoscendo, leggendo, non ha nessuna intenzione di dare la sua opinione, che ha valore evidentemente, di buttarla lì sul banco nel momento in cui la studentessa fa una domanda, ma risponde di nuovo attraverso questo strumento, chiama in scena il personaggio della letteratura. E in particolare si rifà a Pasolini, nel senso che cita un brano piuttosto, un passaggio, un articolo piuttosto noto e dibattuto di Pasolini, dove secondo me è piuttosto inutile girarci tanto intorno, però di fatto Pasolini dichiara delle posizioni anti-abortiste. Su questa cosa di Pasolini però vorrei insistere, perché allora poi Pasolini ritorna, c'è un altro riferimento questa volta non esplicito a Pasolini, a un certo punto parli, c'è una scena onirica quasi, a un certo punto parli di libertà del conto, quindi di tutti quegli elementi che in qualche modo accrescono il dibattito sulle posizioni che aveva Pasolini rispetto all'aborto, che non sono estremamente, diciamo che si dice tutto e il contrario di esatto. Ora io non sono un esperto di Pasolini, però non posso fare a meno di chiedermi come sia possibile che su uno che ha scritto tantissimo, ma insomma ormai parecchi decenni fa, ancora non si riesca a trovare una chiave. Cioè, per te, Pasolini, mi rendo conto che magari ce lo teniamo un attimo davanti, però mi sembra molto congruente. Cioè, Pasolini, esiste un qualche legame tra la sua poetica, la metto così perché magari diciamo, tra la sua poetica e quel caos di cui Latigna in qualche modo si propone, che Latigna si propone di esplorare ed esplora, di fatto. La domanda è molto congruente e io vi dico quello che succede quando faccio la presentazione del libro nelle scuole, sono stato in diverse scuole. I ragazzi che sono più sfrontati ovviamente la prima domanda che fanno è che cosa ne pensa. Io ovviamente dico che sono a favore del 194 e che ritengo l'aborto un diritto ineliminabile. Però che cosa mi interessa di questa questione? Due cose. Uno, il tema dell'aborto è uno di quei temi che possono essere messi a tema nella coscienza di ognuno, che devono essere messi a tema, come tutti i temi importanti, tanto più se si è adolescenti.
2. Nella posizione di Pasolini, che prese negli anni 70, non interessa l'esito ma quanto il metodo, che è un po' il magistero che poi lascia Pasolini. Pasolini in modo spesso narcisistico, in modo ego riferito, però negli anni 70, perché ancora ci ricordiamo di Pasolini? Perché Pasolini è diventato spesso addirittura un feticcio, perché effettivamente Pasolini è intellettuale tutto anche nella misura in cui riusciva in modo pasoliniano, ormai, perché è diventato un archetipo, a mettere a tema qualsiasi questione senza avere paura della complessità della questione. E quindi non poteva che essere lui, ma non tanto per l'esito di quel dibattito, che poi è un dibattito che nel libro Anni di piombo prende in realtà ho sviscerato in modo più puntuale, che aveva anche dei risvolti politici di altro tipo, ma proprio per il metodo che lui propone, che è un metodo che io credo necessario oggi, indipendentemente dal tema. È chiaro che il tema che ho scelto io per far detonare poi questo approccio di Pasolini è forse il peggiore di tutti, perché ognuno di noi, ogni volta che sente quella parola, effettivamente si pone necessariamente in una postura. No? Però io credo che la letteratura, proprio perché non dà risposte, poi nel libro che lo leggerai in realtà non c'è una risposta a questo, la letteratura debba arrivare anche lì, cioè debba avere anche il coraggio di sfidare quel conformismo delle idee già confezionate. E i ragazzi questa cosa la fanno naturalmente, perché nella scuola se c'è una cosa che si sperimenta, forse oggi più di ieri, è che nessun tema è più dato. E a volte questo crea un orrore, perché poi capite, se noi perdiamo tutti i riferimenti, allora ci si torna indietro, non possiamo stare, faccio un esempio banale, se un ragazzo dice secondo me la democrazia è opinabile, è un problema, perché è chiaro, non è che noi ogni volta ricostituiamo diciamo, un panorama valoriale, ci sono dei valori che vanno condivisi. Però quella pretesa di entrare anche in quelle questioni credo che sia necessaria. E infatti poi il professore, è vero, cita Pasolini, cita però anche altri autori, ci mette di mezzo Leopardi, ci mette di mezzo tutta una serie di chiavi che sono chiavi interpretative e poi la risposta però sta ai singoli, sono i singoli che poi prendono le proprie posizioni. Anche così è, ragazzi. Peraltro questo libro, insomma, se lo leggerete avrete modo di osservare un confronto continuo tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi che non è mai scontato. Se dovessi fare uno spot di promozione della Tigna, direi che dovreste andare a visitarlo come si fa a visitare un borgo italiano. Borgo italiano con i suoi gomitoli di vie umide, strette, buie, che poi si aprono su piazze inaspettate, palazzi storici. Questo libro è un po' così. C'è un gomitolo di vite che di tanto in tanto viene spezzato da sprazzi di bellezza, da scorci inattesi su cieli, mari. C'è tantissima bellezza. C'è bellezza, per esempio, nel racconto che fa Don Andrea è il professore di religione, è uno che nel romanzo un po' quella la funzione che Nabokov nelle lezioni di letteratura segnala, cosiddetto Pepe, un personaggio che c'è sempre il momento giusto, sviscera qualcosa di offre una chiave di lettura inattesa. Ecco, Don Andrea a un certo punto racconta la storia della sua vocazione, cioè la storia del suo incontro con Dio, e anche per un credente come me quel passaggio è estremamente affascinante, carico di bellezza. È bellissimo il soggiorno che a un certo punto Benedetta, la ragazza che è rimasta incinta, Francesco, il suo fidanzato, fanno l'isola del Giglio, perché lei si deve andare ad abortire, quindi può andare lontano da casa, anche perché sua madre è incasinatissima, non è di nessun aiuto. E l'isola del Giglio loro passano dei giorni stupendi e improvvisamente proprio si ritrova in una piazza a consumare questo picnic improvvisato ed è un momento veramente di assoluta bellezza, la bellezza delle cose e la bellezza del ritrovarsi un po' con se stessi inaspettatamente, ma anche la bellezza della scrittura evidentemente di Roberto. Di nuovo allontanandomi, ma non troppo, allora ti chiedo che cos'è per te la bellezza e com'è che si può trovarla nella Tigna la bellezza? Cioè, come è possibile che nella Tigna resista, sopravvivano le limiti di bellezza? E poi in realtà bisogna capire anche il tema un po'.
Sì, nel testo, proprio per non farmi mancare niente, c'è anche il tema del sacro, dell'affrontamento del sacro. E per rispondere al discorso su che cos'è la bellezza, io questo episodio lo posso raccontare. Un giovane prete che è più in crisi che altro, a un certo punto racconta la sua vocazione e lui fa riferimento a un passo evangelico, che è un testo che io ho avuto modo di leggere seriamente quando ho scritto il primo romanzo. Io non conoscevo bene il Vangelo. Nel Vangelo secondo il ragazzo, io una volta lessi, c'è un versetto nel Vangelo di Matteo che racconta di un ragazzo che la notte del Getsemani compare, ha un lenzuolo, i soldati gli vanno incontro, gli tolgono il lenzuolo e gli scappano. Non si sa nulla di quel ragazzo, c'è tutta una tradizione antica che ha cercato di indagare chi sia quel ragazzo, e alcuni dicono addirittura che sia un cameo dello stesso Matteo, no? Che si è messo lì, Marco scusate, per essere presente. E il Vangelo secondo il ragazzo in realtà è la ricostruzione della storia di quel ragazzo che rivive tutti gli eventi evangelici da un punto di vista però eterodosso, un po' quello che succede nel Sentiero dei Tirani, dove Tina racconta l'esistenza in modo laterale. Ecco, per rispondere alla domanda, che cos'è la bellezza? La bellezza è la possibilità di uno sguardo laterale, eterodosso. Infatti il prete racconta, Don Andrea, che a un certo punto, una cosa che mi fece a un certo punto scattare un click, un passo ulteriore, è un pensiero che in realtà è stato anche il mio pensiero, ossia la raffigurazione del Cristo di fronte al mare, che è presente nei Vangeli, ma non è presente nel nostro immaginario. Noi non abbiamo né raffigurazioni sacre, né nella nostra idea non c'è Cristo che guarda il mare. Ora, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o non ci creda, queste sono posizioni personali, però quella roba lì, quello che per alcuni rappresenta l'assoluto in terra, per altri un grande uomo, per altri un'invenzione popolare, però di fronte al mare, che rappresenta anche qualcosa di importante, ecco, quell'alchimia, quindi uno sguardo laterale diverso, inedito, è foriero di bellezza. E questo avviene in tanti momenti. Ho cercato di ricostruire qualche momento di questo tipo nel libro, però è quello che ci avviene, che avviene un po' a tutti noi, no? Spesso lo dico a scuola, quando si parla, che ne so, a un certo punto, la scorsa settimana, commentavamo a Silvia di Leopardi, no? E dici, come l'avrà scritta sta poesia, perché gli sarà venuto in mente? E a un certo punto c'era quel canto, no? A un certo punto l'aria si è riempita di quel canto, e lui magari si è affacciato, no? E c'è stato uno sguardo diverso, come quando noi ci siamo innamorati, no? Quando, soprattutto se quella persona la conoscevamo da un po' di tempo, a un certo punto c'è stato un gesto, un voltarsi, un guardarci, che è stato diverso. E i ragazzi sta cosa la sentono fortemente, no? Dice, la compagna di banco, quando è che te ne sei innamorato? Per 2 anni l'hai vista sempre, poi a un certo punto sei voltato in un modo. Ecco, l'hai guardato in modo diverso, si è rivelata una bellezza. Ecco, questa credo che sia proprio la bellezza nel momento in cui noi cambiamo sguardo. E quindi la bellezza non è forse all'esterno di noi, forse la bellezza è proprio dentro di noi. Siamo noi che siamo capaci di bellezza. La realtà diventa bellezza se cambiamo il punto di vista. E i ragazzi da questo punto di vista sono proprio abili di noi. I bambini sono assolutamente gli esseri per definizione capaci di questa facoltà. No? Quando, in modo, adesso noi abbiamo statale, però quando Pascoli diceva quella roba terribile, no? Che del fanciullino che ci abbiamo tutti, no? Ammorbato i nostri anni, però se ci pensiamo bene, in fondo diceva quella cosa lì, cioè che comunque è una questione di sguardo, uno sguardo che forse si è un po' sedimentato sotto tante sovrastrutture, e quando riesce a rivenire fuori però cambia qualcosa, ecco. E quindi sì, e quando altra frase abusatissima, no? La bellezza salverà il mondo, terribile, perché sono quelle frasi che veramente bisognerebbe proibire, però è vero che se cambia lo sguardo cambia anche il mondo, no? Quando noi, che ne so, quando litighiamo con il nostro moglie, il nostro marito, il nostro amico, la nostra fidanzata o il fidanzato, quando è che si riaggiusta qualcosa? Quando cambia lo sguardo, quando si guarda la realtà in modo, come dice Calvino, di scorcio, in modo sghembo, lui dice, che è un'espressione bellissima, no? Che noi spesso siamo molto inquieti, a volte bisogna essere un po' sghembi per vedere certe cose. È una risposta molto bella. Questa bellezza effettivamente, questo approccio che ci ha appena spiegato Roberto alla bellezza, non conoscendoti, non conoscendo la tua risposta, ma limitandomi alla lettura della Tigna, effettivamente è proprio
lui cambia sguardo. Voi vi accorgerete che state seguendo una certa linea narrativa, poi a un certo punto lo scambio dello sguardo cambia e si apre qualcosa di inatteso. Avviene spessissimo questo. Per esempio avviene anche con i personaggi. Un altro personaggio che io ho trovato molto interessante, molto vero, molto autentico, forse per un lettore come dire, che non abita il mondo della scuola potrebbe apparire stereotipato, ma non è assolutamente così. In realtà è un personaggio estremamente approfondito. Il personaggio della preside Valentini, la preside di questo istituto tecnico dove lavora Roberto Contro, che ha un figlio che studia all'interno dell'istituto, che combinazione è il migliore amico di quel ragazzo che ha del fidanzato di Bede, che è la ragazza che è rimasta incinta. La preside Valentini è una che deve governare, è una che cerca di governare il mondo, che ha la presunzione di poter governare il mondo, ma che in realtà evidentemente non ci riesce, non è alla facoltà. Non è la facoltà, io credo, forse in lei, più che in chiunque altro, si vede questa cosa qua, non è alla facoltà perché il mondo è ingovernabile. Ed è proprio nella sua ingovernabilità che c'è la bellezza. Ora, questo esito, la preside Valentini, a questo esito, la preside Valentini ci arriva in qualche modo proprio grazie a Roberto Contro, in un dialogo pazzesco che c'è sul finale del libro, su cui non vi dico nulla, ma come dire, sia il monito per continuare a leggere, magari se siete stanche, a un certo punto volete abbandonare la lettura, sappiate che a un certo punto arriva questa pagina stupenda. Non dirci che cosa racconta questa pagina, non dircelo nel dettaglio, però per invogliare anche le lettrici, scusate, questo di poter parlare tranquillamente al femminile, scusi il libraio e il fotografo. Lì ci sono due personaggi forti che sono lei e anche Benedetta, forse Benedetta, anche, in qualche modo sta anche in copertina, sono i personaggi forse più importanti, perché c'è un affrontamento, cioè c'è la capacità di un affrontamento che parte proprio dalla Latina, che è anche una caratteristica forte della donna, c'è una determinazione ad andare a fondo, c'è più abilità nel personaggio maschile, invece c'è una determinazione ad arrivare in fondo alla contraddizione e anche a farsi mettere sotto processo da quello che accade. E la cosa che volevo dire però, l'ho detta anche oggi durante l'incontro con gli insegnanti, è che quel personaggio lì nasce però anche da un'esperienza che credo che sia comune a tutti, cioè del ritrovarsi nei posti di lavoro, nella quotidianità e non nella realtà che ha oltre noi, una serie di maestri. Lei è uno dei personaggi che tranquillamente ognuno di noi potrebbe incontrare anche nelle nostre scuole, nei nostri uffici, perché anche lì è una questione di come, dello sguardo che poniamo. E io personalmente, in più di 20 anni di scuola, ho incontrato tante donne e tanti uomini straordinari nel mondo della scuola, capaci di dubbio, capaci di crisi, capaci di entrare nel fondo della contraddizione come la Valentini, che però sono veramente accanto a noi. E spesso anche lì è lo sguardo che determina poi lo scoprire o meno veramente certi tesori che abbiamo al nostro fianco. C'è una parola che è bellissima, che è quella il maestro, no? E la maestra. Cosa sarebbe un uomo senza un maestro, dice Bauman nell'Elogio della letteratura, nel suo libretto, l'ultimo libretto che ha scritto. E questo avviene quotidianamente. Non è soltanto il mondo ideale dei libri, non è il mondo ideale di un mondo che non ci appartiene, no, la presenza di maestri, di persone che veramente possono illuminarci, è quotidiana. E anche in questo credo che la questione sia quella dello sguardo. Sì. Allora, abbiamo fatto 45 minuti di conversazione. Io chiuderei con una di recente, ma sono una domanda che astrae dal libro, ma che in realtà di recente durante una lezione di lettura una signora mi ha detto che suo marito si accorge dei libri soltanto quando cadono per comodità da parte delle donne di notte. Ora ti chiedo, ma secondo te
perché i libri facciano più rumore, che cosa possiamo fare perché i libri facciano più rumore e che cosa possiamo fare perché i libri non cadano sempre dai comodini delle donne, comincino a cadere dai comodini dei maschi. Forse l'hai detto tu all'inizio, che la domanda se la letteratura può ancora dire qualcosa al nostro tempo, la letteratura grande, piccola che sia. Innanzitutto c'è un problema veramente di come ci poniamo noi, di come si pone chi scrive di fronte alla letteratura. Il problema che tu dici del narcisismo, della presenza dell'io eccessivo, quello credo che sia un dato comunque dirimente, che dice molto anche del tempo che viviamo. L'altra questione è, credo, la grande letteratura non ha mai avuto paura di prendersi il carico della responsabilità della parola. Che dico? Se c'è un'idea, quella può essere detta. La letteratura, ci sono a volte si dice che la letteratura non deve essere consolatoria. Dipende, che significa essere consolatori? Oppure la letteratura non deve dare risposte. A volte la letteratura dà risposte, è certo che le dà. La letteratura non può tracciare dei percorsi, no, a volte sì, perché la grande letteratura spesso ha fatto questo, ovviamente l'ha fatto in modo complesso, ha fatto tenendo insieme tutti i pezzi, però la letteratura che ha contato nella nostra vita è quella letteratura che si è assunta l'onere, la responsabilità di un punto di vista sul mondo, no? E io credo che il problema spesso sia questo, è un problema anche generazionale, perché tu lo sai meglio di me, portare l'estremo contemporaneo a scuola spesso è difficile. Perché? Perché effettivamente, ma non tanto perché i ragazzi non sanno più leggere, ma perché effettivamente i testi forse sono poco coraggiosi e i ragazzi cercano il coraggio nei testi, sono d'accordo. Lo cercano e lo pretendono. A volte i testi, non c'entra niente con questo libro, a volte si è persa la dimensione dell'etica, che non è l'etica di cui bellissimo. L'etica significa avere il coraggio di affrontare i grandi temi, no? Gli orizzonti di senso. Perché Leopardi funziona ancora a scuola, indipendentemente da quello che è il suo esito finale? Perché le domande non le elude e non ha paura di dire certe cose, lui ci arriva lì. Ecco, io credo che lì ci sia un po' una questione importante. È vero anche che ci sono altri linguaggi che lo fanno in modo più libero oggi, perché ci sono altre forme di comunicazione. Ecco, da questo punto di vista la letteratura forse deve un po' interrogarsi. Il rischio se noi alla fine di altri linguaggi che un tempo erano determinanti, pensate all'opera, che ora sono appannaggio dei melomani, no? Forse un giorno arriveremo in cui ci saranno dei letteromani, quelli che continuano a leggere i libri. No, vi dico, c'erano le letteromani, perché i maschi, i lettori maschi si estingueranno, mi pare. Basta guardarci. No, esistono ancora grandi autori, per esempio, per me, sì, maschi scrivono, perché il mio libro, mi sembra che scriva proprio tanti grandi scrittori. Vabbè, io direi che possiamo magari chiedere se ha qualche curiosità. Sì. Io forse anche una curiosità. Cercavo di ragionare sulla domanda. La domanda probabilmente sarebbe: quale consiglio o cosa diresti a un tuo traditore? Perché poi, come dire, lungo la chiacchierata ci sono venuti fuori diversi limiti, no? Il bene e il male, lo sguardo sghembo, quindi come toccare comunque sempre dei luoghi di confine. Sì. E mi sembra, io non ho letto il libro, mi sembra che le citazioni siano chiare, cioè ci siano dei territori chiari e invece ci possono essere dei territori non chiarissimi. Certo. Quindi a un traduttore cosa diresti? Stai attento a o quale chiave daresti? Perché la mia, completo alla domanda, io non so se la scrittura sia, non conosco la tua scrittura, se sia complessa e articolata proprio nella lettura possa scorrere, ma questo poco importa. Però la traduzione, tradurre, che è un atto di lettura, come Calvino ben diceva, rischia a volte anche di perdersi. Quindi cosa diresti in questi termini? Sì, prima di fare un censimento in realtà della letteratura che c'è dentro e comunque averne un minimo, un po' di contezza in realtà una letteratura che poi è facilmente accessibile a tutti. E poi è vero che comunque proprio per un discorso di onestà io ho raccontato delle realtà che conosco perfettamente e quindi volutamente ho ambientato il libro in una Perugia che conosco, la toponomastica è molto precisa
ma proprio per quello che diceva Sava, no? È comunque l'onestà rispetto al lettore, e quindi non c'è niente di che non sia oltre quello che è il reale. E quindi da questo punto di vista credo che un traduttore potrebbe essere agevolato. Forse la sovrainterpretazione del testo potrebbe essere un rischio, quindi provare a sovrainterpretare, perché in realtà tolgo molto in quello che scrivo, proprio perché tutto quello che è di troppo rispetto a quello che dovrei dire, poi effettivamente lo percepisco come un debordare dell'io che non è necessario, perché torna alla presentazione, perché poi in realtà l'ordine giusto è docente, e poi forse saggista, forse scrittore, in realtà quindi non devo difendere nessuna posizione, su questo non c'è niente da perdere per quanto mi riguarda. Grazie comunque. Grazie a te. Non ci sono altre domande? Il plano mi leggo i libri. Allora, sì, però non gliel'ho mai, addirittura non gli ho mai detto quando escono i libri, non glielo dico. E in realtà adesso l'anno scorso è uscito un manuale di letteratura italiana per i licei che abbiamo pubblicato, che è entrato nelle scuole, e nemmeno l'ho proposto a scuola, quindi però sta nella scuola accanto alla nostra, quindi poi alla fine sì, alla fine capisco che l'hanno letto, quando ho fatto delle presentazioni loro sono arrivati. E chiaramente, però la cosa interessante, ad esempio, quando io ho scritto questo libro, proprio perché c'è anche una coscienza e anche una fortezza, io ho fatto leggere a vari lettori, a varie tipologie di lettori, quindi prendendo anche lettori estremi dall'una e dall'altra parte, e però la prima presentazione che ho fatto, quella più importante, l'ho fatto presentare a una ragazza di 20 anni, potevo farlo presentare anche a persone più importanti, perché lei l'ha letto e mi ha scritto un messaggio che per me è stato il battesimo del libro, perché mi ha detto: mi ha fatto pensare a delle cose importanti che sono questo e quest'altro. E ho ragionato sul bene e sul male, che è quello che mi interessava poi alla fine. E, tra l'altro, questo lo dico, questo libro ha avuto un fermo di 1 anno perché c'è stata una prima redazione e poi io per primo avevo dei forti dubbi sull'entrare lì, sul mettere a tema certe questioni. E anche lì ci sono stati dei lettori importanti che mi hanno poi aiutato, ma ci sono stati anche dei lettori che sono stati comunque contrari e che però a loro modo mi hanno dato degli elementi utili. Quindi sì, alla fine sì, è stata letta anche dai miei figli, no? Dei adolescenti, quindi però sono molto critici. Sì, sì. Quindi sì. Sì, in realtà poi nelle scuole è entrato perché è stato letto in diversi istituti e poi in realtà è stato anche riconosciuto perché è stato selezionato dalla giuria del Cantiello, ha vinto diversi premi, quindi alla fine sono stato confortato dall'esito. Però questo lo dico anche per chi qui scrive, per chi... La cosa più liberante è stato il momento in cui veramente ho deciso di chiuderlo, di arrivare fino in fondo. Ecco, questo sì, questo è stato... Sono contento di esserci arrivato. Grazie. Tutta la gestazione di Buddha. Sì, in realtà poi dopo sì, sono uscite altre cose in mezzo. Quindi... Bene. Grazie Roberto. Grazie, è stato un piacere veramente. Anche per me. Grazie.